Adesso andiamo all'Asinara per parlare di turismo e promozione culturale. Sull'isola 3 giorni, una vetrina per promuovere le produzioni del territorio e puntare al recupero e alla riqualificazione del borgo di Cala d'Oliva. C'è andata per noi l'inviata Roberta Dore. L'arte, la storia, la cultura e ancora le tradizioni popolari che rivivono attraverso i balli, gli antichi mestieri e le produzioni artigianali e agroalimentari della Sardegna. Da qui, dal borgo di Cala d'Oliva, quasi abbandonato dopo la dismissione del supercarcere nel 1997, riparte una nuova vita per l'isola Parco, grazie all'iniziativa Asinara Aperta organizzata fino a domenica dall'amministrazione comunale di Porto Torres. La prevenzione e la conservazione della natura non può andare assolutamente contro quello che invece è nuova economia, nuovo sviluppo, e quindi io credo e vedo in questo borgo un luogo dove si faccia vetrina delle cose più belle della Sardegna, ma non solo, anche del Mediterraneo. Una 3 giorni che diventa vetrina non solo delle bellezze naturalistiche ma anche delle eccellenze locali, apprezzatissima dagli operatori e dai tanti turisti. È molto gradevole, veramente piacevole, bisognerebbe stare di più, avere più tempo. Abbiamo deciso di fermarci per vedere appunto il contrasto animato dell'isola rispetto alla quotidianità, insomma, più naturalistica dell'isola. Uno scenario insolito per il vecchio borgo dei pescatori, unica area dell'Asinara in cui il piano dell'ente parco ha previsto unità immobiliari compatibili con future attività commerciali, artigianali e di servizio. Sull'isola dell'Asinara si devono insediare le attività produttive. Esiste una grande opportunità che sono i progetti di filiera di sviluppo locale. Entro il 30 settembre bisogna presentare le domande di finanziamento per fare tutte le attività che si possono realizzare. Quindi i nostri imprenditori non devono perdere questa opportunità.